Ma io al telegiornale voglio capire, ma i neri, marocchini, zingari, che fine hanno fatto? Dove sono tutti in malattia? Dove cazzo siete finiti? Ma dov'è che sono finiti sti qua? Boh, se sapete qualcosa ditemelo così almeno vado anch'io dove sono loro, perché io non ne ho visto uno al telegiornale che sta male. Uno non ce n'è che sta male, sono fuori dalla mattina alla sera al freddo sti cristiani. Boh, vabbè, ci vediamo. Parlo con Chepi. Sono io. Ti a sentire, sono Gianni di Alessandria. Sì, buongiorno Sono signor Gianni di Gianni. Alessandria. Buongiorno. Ogni tanto chiamo che riesco a prendere la linea, perché da voi è come fare un terno all'otto per la linea. Mi dispiace. Ecco, ti a sentire, prima di tutto siamo fortunati in Alessandria che non si è verificato nessun caso, giusto? Siamo Ecco. fortunati. La seconda cosa, lei che è molto esperta in materia, come mai nessun extracomunitario marocchino, algerino, quelli che sono in Italia, non si è verificato nessun caso? Un'altra cosa, loro che arrivavano che avevano Pibocchi, Scabbia, ADS, non si è parlato di nessun extracomunitario che ha preso il virus coronavirus. Me lo dica lei. Ha mai sentito dire che un marocchino è ricoverato all'ospedale? Scusi, ma signor Gianni, scusi, ma perché? Mi scusi, il problema qual è? Che lei vorrebbe che un extracomunitario si ammalasse, No, esatto, quanti milioni di extracomunitari ci sono in Italia? Non ho sentito dire di un marocchino, un extracomunitario che non ha preso il virus corona. Mi sfugge il problema. Allora, il coronavirus finora ha colpito pazienti italiani, anziani. Non capisco cosa c'entrino gli extracomunitari, mi perdoni. Ma scusi, perché se è un discorso di razzismo la saluto immediatamente. No, le dico, se è un problema di razzismo la saluto immediatamente. Perché si dovrebbe ammalare un extracomunitario? Perché le dà fastidio? E perché dobbiamo ammalarci noi italiani che sono venuti dalla Cina? Ma io, mi scusi, ma io davanti a certe affermazioni abbia pazienza, abbasso le braccia perché io capisco tutto, guardi, mi creda, ne ho sentite di ogni dove, perché è da quando è scoppiata l'emergenza che sono per strada, però abbia pazienza, che adesso ce la dobbiamo prendere perché il Covid-19 lo prendiamo noi italiani e non se lo prendono gli extracomunitari. Signor Gianni, io la saluto, buongiorno, togliete questa telefonata perché veramente credo che tutto abbia un limite. Scusate se poi mi sfogo sempre, che vado sempre un po' sopra le righe, però abbiate pazienza, insomma, che adesso dobbiamo pensare che non ci dobbiamo ammalare noi ma che si devono ammalare gli extracomunitari. Insomma, voglio dire, siamo tutti figli di Dio davanti a un unico giudizio. Poi che gli extracomunitari ci siano antipatici per determinati motivi che non li sopportiamo per altri, ma qui si tratta di salute umana, cerchiamo, poi ci lamentiamo se c'è cattiveria in giro, ma se questo è il pensiero, ma per la carità di Dio, ma veramente, per la carità del Signore, io non ci sto, scusatemi, io non sto né con gli extracomunitari né con gli italiani, perché ci sono ladri italiani, ladri europei, ladri asiatici, quelli un po' meno. Ciao a tutti, sono Nadine di Milano. Niente, ho fatto questo piccolo video soltanto per dire che c'è un po' di dispiace, mi dispiace un po' veramente come stranieri e vedendo tutti questi video che stanno girando italiani, non diciamo italiani, diciamo quelli italiani lì, perché non sono tutti italiani che sono così cattivi, maleducati, razzisti, no. Ci sono anche italiani che sono gentili, sono buoni, che amano gli stranieri, che mangiano e vivono con gli stranieri, ma ci sono quelli lì che sono proprio razzisti, che non vogliono proprio gli stranieri nel loro paese, e loro che continuano a fare i video, continuano a dire come mai i negri, i marocchini, gli stranieri che sono qui in Italia non siano ammalati con questo coronavirus. Loro sono bene, sono qui in paese nostro, girando di qua di là e non sono così contagiati. A me mi dispiace molto a vedere questi video, per quello ho fatto solo questo video per dire fermiamo un po', chiudiamo un po' questo discorso che non fa bene.
Non è bello a sentire che qualcuno vuole che sta cercando il malore per noi, bisogna cercare sempre il bene degli altri, non augurare agli altri il male, non augurare agli altri la morte che non va bene. Se non volete gli stranieri in questo paese, perché cacciate noi via, cercate gli armi, ammazzate tutti gli stranieri che sono qui in Italia, invece di fare i video ogni tanto sta girando i video che fa proprio pena. Fa proprio pena, veramente questa è una cattiveria, un tipo di razzismo che non lo so come dirlo. Veramente quanti video in giro che la gente stanno cercando, tutto i neri, come mai i neri sono ricoverati, come mai i neri non hanno coronavirus, come mai i marocchini non hanno coronavirus, ma perché volete che i marocchini si ammalano? Perché volete che i neri si ammalano? È una malattia, è un virus, non è che questo virus non può prendere un nero, no. È capitato che per adesso non ancora in Italia, ma però in Francia ci sono anche i neri che stanno morendo di questo virus. Però basta un po', basta, siamo stufi di sentire ogni tanto come mai i neri non hanno questo virus, come mai i marocchini, come mai no. Questo è la cattiveria, veramente mi dispiace un po' a vedere tutto questo video. Non lo so, veramente. Les noirs sont des personnes comme tout le monde. Vraiment, les Italiens, arrêtez un peu, arrêtez avec vos vidéos. Vraiment, on est un peu dérangé de voir les Italiens chercher les malheurs des Noirs, des Marocains, les Italiens chercher la mort des Noirs, comment les Noirs ne sont pas contaminés, comment les Noirs n'ont pas la coronavirus, comment les Noirs ne sont pas hospitalisés à cause du coronavirus, seulement nous les Italiens. Mais non, laissez un peu. C'est le temps que vous devez vous repentir, les Italiens. Y compris nous qui sommes ici en Italie, nous devons nous repentir tous les péchés que les Italiens ont commis. Il y a des saints qui étaient morts ici en Italie, à Rome. On connaît bien l'histoire. C'est le temps peut-être de se repentir de tous les péchés que les Italiens ont commis. Jusqu'à quand vous allez continuer avec ce genre de racisme? Les Italiens, arrêtez un peu. On en a marre, vraiment, trop de vidéos. Pourquoi les Nords ne sont pas atteints? Pourquoi les Nords ne sont pas morts? Pourquoi? Non. Non. C'est pas bien comme ça. Nous, quand on avait Ebola dans notre pays là-bas, on mourait tout seul. On mourait là-bas, les Africains mouraient avec l'Ebola. Mais les Blancs n'étaient pas intéressés. Et on n'a pas fait de vidéos pour dire que non, pourquoi les Blancs ne sont pas morts, pourquoi les Blancs ne sont pas contaminés avec l'Ebola. Non. Vraiment, il y a des choses qui fait pitié qu'on voit en Europe, surtout les Italiens. Arrêtez un peu, arrêtez. C'est pas tous les Italiens, excusez-moi, les Italiens là, quello italiani lì cattivi, razzisti, non tutti gli italiani che sono razzisti o sono cattivi, ma quelli italiani lì che sono veramente, mi dispiace. Scusatemi, sono di Milano e sono Nadine, veramente, sono una che amo molto gli italiani e amo l'Italia, per quello continuo a pregare per l'Italia. Io non sono mai zitta da quando è iniziata questa situazione di coronavirus, continuo a pregare giorno e notte per l'Italia. Non sono così d'accordo a vedere il paese che vivo in questa condizione, non mi piace, veramente, così, stiamo camminando così, stiamo girando così con le mascherine, non mi piace. Forza Italia, forza Italia, che Dio non ci abbandonerà. Coraggio a tutti gli italiani, dai che ce la faremo, insieme ce la faremo, però basta il razzismo, basta la cattiveria, basta fare i video per fare arrabbiare i marocchini, veramente questa gente si arrabbiano di brutto. E i marocchini si arrabbiano di brutto, basta cercare la guerra civile, la guerra civile, basta un po'. Siamo stufi di vedere questi video in giro, sempre italiani che stanno cercando che gli stranieri si ammalano, basta, ciao. Ma io al telegiornale voglio capire, ma i neri, marocchini, zingari, che fine hanno fatto? Dove sono tutti in malattia? Dove cazzo siete finiti? Ma dov'è che sono finiti sti qua? Boh. Se sapete qualcosa ditemelo, così almeno vado anch'io dove sono loro, perché io non ne ho visto uno al telegiornale che sta male. Uno non ce n'è che sta male, sono fuori dalla mattina alla sera al freddo sti cristiani. Boh, vabbè, ci vediamo.